Si parte in questa nuova avventura, nuova partita. Giochiamo contro un giocatore tedesco di 845 punti, ci fa la difesa scandinava. Ossia cerca subito di romperci le scatole al centro. Sulla difesa scandinava ricordati di catturare. Perché? Perché nel momento in cui lui è uscito con la regina noi possiamo sviluppare un pezzo gratis. Perché dico gratis? Perché attacchiamo la sua regina e lui è costretto a perdere un tempo per ritirare la regina. A questo punto io direi che possiamo continuare lo sviluppo. Potremmo decidere di occupare il centro con D4, che mi sembra un'ottima mossa perché nell'apertura bisogna occupare il centro, sviluppare i pezzi, ma vorrei... Sì, forse questa è la migliore, però facciamo quelli che si sviluppano. Voglio roccare il prima possibile, no? Alla domanda quando bisogna roccare, la risposta è il prima possibile. Ok, adesso potrei magari inchiodare questo cavallo e vedere un pochettino cosa succede. Proviamo a fare questa mossa qui. Così, tanto sviluppo un pezzo, potrei svilupparlo in C4 dove posso progettare manovre di questo tipo. Però in B5 credo sia un attimino più forte perché inchiodo questo cavallo che non può muoversi. Se lui ora mi inchioda a sua volta, ok, ecco qui l'idea di catturare mi sale. Mi sale perché gli rovino tutta la struttura pedonale. Quindi penso proprio che lo farò sinceramente. Lo faccio. Magari non è la mossa migliore al mondo, ma mi assicuro una struttura pedonale migliore. Questi pedoni sono terribili. Tu mi dirai, che cosa te ne fai? Ora nulla, ora nulla. Adesso voglio arroccare, però prima di arroccare voglio veramente evitare questa inchiodatura, quindi gioco H3. Poi arrocco. Questo è un modo proprio di giocare tranquillo, risk free, cioè zero rischi. Poi giocherò D3. Brutta questa mossa. Lui si è chiuso questo povero alfiere. Ok, a questo punto è arrivato il momento di arroccare. Io non spingerò il pedone al centro, voglio essere solido, giocherò D3. Tutti i miei pedoni sono in catena, sono controllati fra di loro. Ho una struttura pedonale migliore. In qualche modo spero di vincere la partita. D4 forse anche, però D4 lui permette la spinta in C5, si libera del pedone doppiato, quindi non voglio dargli queste opportunità. Ora si è messo l'alfiere qui perché probabilmente vuole aprire la diagonale a questo alfiere con la spinta del pedone in C5, quindi è molto importante cercare di prevenire i piani dell'avversario affinché noi possiamo imparare a giocarci contro. Ok, questa mossa la farà, penso che io non posso fare nulla per impedirlo. Allora continuo il mio sviluppo. Sviluppo modesto, abbiamo detto, pedoncini, qui tutto strasicuro. Ovviamente avendo ora solo l'alfiere camposcuro mi muovo solo sulle case scure. Ok, lui ha fatto questa mossa che andava fatta, che è vero che ha liberato questo alfiere, ma è anche vero che ha chiuso questo. Quindi c'è un po' il rovescio della medaglia. Chissà se darà l'alfiere sul mio cavallo, sarebbe una mossa sbagliatissima e se lo fa ti spiego anche il perché, perché lui ha speso un tempo, due tempi, tre tempi per catturare il mio cavallo, che invece ha speso un solo tempo. Quindi è anche importante quando cambio un pezzo dire ma il mio pezzo quanti tempi ha speso? Perché più un pezzo ha speso tempi, più questo aumenta di valore. Ok, voglio completare il mio sviluppo. Dato che non trovo ancora un posto carino per questo alfiere, non capisco ancora dove metterlo, faccio questa mossa che tanto devo fare, che è questa qui. Torre in E1. La torre in E1 sta sicuramente meglio che in F1 e attacca ovviamente a raggi X il re. Mi aspetto una mossa di questo tipo che mi darebbe assai fastidio, perché dopo la cattura è vero che vado in vantaggio di un pedone. Meno male che non l'ha fatta, questa era molto fastidiosa. E dopo il cambio delle donne lui poteva catturarmi qui con una strana struttura pedonale. Meno male che non l'ha fatta, quindi se non l'ha fatta prima vuol dire che non la farà neanche adesso. Motivo per cui adesso è il momento di entrare in gioco. Quando il gioco si fa duro. Allora, vorrei giocare questa mossa che mi sembra carina. Che va anche ad evitare questa mossa. Sì, il cavallo E5 credo sia molto carina.
e poi posso giocare donna. Dai, facciamo questa perché vorrei sviluppare questo alfiere, vorrei giocare donna e2, ma prima di giocare donna e2 ti spiego. Se gioco cavallo qui e donna e2 va bene. Se gioco donna e2 e lui mi cattura qui e vado qui, ho sprecato un tempo con la donna, quindi io cerco sempre di sprecare meno tempi possibili, quindi porto questo cavallo in attacco. Il cavallo è sorretto dalla torre e mi raccomando, cerca, nei limiti del possibile, di tenere sempre tutti i pezzi difesi fra di loro. Il cavallo è difeso, la mia torre difende questo cavallo, per esempio questo alfiere è indifeso. Quello è un alfiere sospeso, vuol dire che sarà facilmente attaccabile. Ora non ti so dire come, ma nel corso della partita le cose cambiano molto velocemente, no? Quindi questa struttura pedonale, ci sono due pedoni doppiati, il pedone in A6 è un pedone isolato, insomma è un casino. Questa mossa presumo per far uscire la regina, però così mi regala un cavallo. Mi ha regalato un cavallo, signori. E come dicevamo, prima di 1000 punti la maggior parte delle partite si vincono solamente facendo attenzione. Vediamo se c'è qualche super trappola, prendo il cavallo, lui vorrebbe giocare donna di 5 per dare matto, ma c'è il mio cavallo che controlla queste case, quindi credo che sia un regalo così, gratis. E con un pezzo gratis in più si vince la partita. Si vince la partita semplicemente non facendo i fenomeni, non facendo super sacrifici, ma giocando normalissimi. Quindi ecco, questa me l'aspettavo, questa mossa giustamente, ma ora io gioco questa, vorrei giocarla per dare qui, ma c'è il suo alfiere, non restituiamo il favore, potrei giocare una mossa come semplicissima, come donna in E2. Aumento la pressione sempre su questa colonna. Tu vuoi darmi matto per davvero? Cioè io pensavo che tu scherzassi, ma mi vuoi dare matto per davvero? Peccato che mi hai regalato anche la regina e quindi è il momento di prenderla. Ok, penso che ora debba veramente abbandonare. Se non lo fa è un pazzo. Ho più 12 di materiale, o a meno che è uno di quelli che lascia scorrere il tempo fino alla fine perché non sa perdere. Speriamo di no. Vediamo un po' che succede. Non ha proprio nulla da fare, non può fare nulla. Ok, questo ce lo prendiamo, che dici? Adesso c'è la torre sotto e adesso è finita. È finita, non appena toglierò il cavallo ci sarà tutta l'azione qui che arriva, insomma, credo sia veramente difficile come partita da giocare ora. Vediamo, tolgo il cavallo, sarebbe piaciuto metterlo qui forse, o forse metterlo, vabbè mettiamolo di qua, va? Attacco su questo punto, l'unico modo che ha per difenderlo è così o così, ma il che arriverà cavallo d5. Se mette l'alfiere qui arriva ovviamente cavallo per d5, questo pedone inchiodato non può catturare qui perché c'è dietro il re. Quindi adesso cerchiamo di chiudere la partita con un vantaggio così grande di materiale. Se la domanda è perché a me non succedono queste cose, perché i miei avversari non lasciano la regina in presa, la risposta è no, te la lasciano, devi solamente aguzzare gli occhi. Credo che arrivi lo scacco matto, no? Re F8, donna in E7, scacco matto. Perché qui purtroppo non può muoversi il re, matto, finita. Ok, riguardiamoci un attimo la partita e vediamo cosa è successo. Ok, difesa scandinava non è un granché. Qui decido di giocare normalissimo, decido di giocare sempre normalissimo e qui alla fine di questi cambi il motore dà un più 0,44. Qual è la piccola vittoria? È questa struttura pedonale scomposta. Guarda la differenza fra la sua struttura sull'ala di donna e la mia struttura. I pedoni sono dei soldati, devono essere tutti sempre vicini fra di loro, cercare di spostarli il meno possibile e se li sposti cerca di metterli in catena. Una catena per esempio è questa qui, no? C2 D3 è una piccola catena. Oppure per conquistare il centro. H3 forse è stata un po' troppo premurosa, E6, Arrocco, alfiere B7, D3.
Ok, arriviamo un attimino alla mossa 9, dove io mi ritrovo con il re già al sicuro, 2 cavalli posizionati alla perfezione e una via libera per l'alfiere. Lui si ritrova col re ancora al centro, un solo pezzo sviluppato e l'altro alfiere che non ha la diagonale libera. Quindi sono uscito dall'apertura molto meglio di lui. Qui metto una torre 1, non dico che sia una mossa di default, ma si fa. E ora qui probabilmente potevano esserci anche cavallo G5, era interessante per mettere pressione qui sopra. Decido di giocare cavallo in E5 con la mia idea ovviamente è sempre quella di giocare donna E2, creare sempre più pressione, ma come ti dicevo avevo paura che se giocavo donna E2 lui mi faceva alfiere e donna F3. Questa è una perdita di tempo, cioè la mia donna potrebbe andare subito in F3 a catturare il cavallo, però se faccio donna E2 e donna F3 ci metto 2 tempi, quindi ci sono anche queste cose da considerare. Ok, lui qui sbaglia, qui avrebbe dovuto semplicemente giocare normale, sviluppo di alfiere. Non puoi portare i tuoi pezzi in attacco se non hai completato lo sviluppo, non puoi pensare di fare i piani d'attacco se non hai arroccato. E qui ovviamente perde il cavallo, qui perde la regina e c'è poco da commentare. Bene, spero che ti sia stata utile questa partita, anche se ha fatto degli errori. Ci vediamo nella prossima.